Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Da La palla è rotonda a Parla il campo, da mai sottovalutare nessuno, alle partite vanno giocate. Sceglietelo voi, amici, il luogo comune sul calcio che più trovate adatto. Ma intanto oggi avversaria più adatta non poteva trovare la Crevense per riscattare il pari con la Virtus e soprattutto il KO con il San Pancrazio, che hanno interrotto bruscamente il filotto iniziale di 9 vittorie. A chiudere gironi di andata e 2021 del gruppo B di terza, infatti ecco il più classico dei testacoda. Di fronte ai campioni d'inverno di mister Allegretti a più 4 sulla coppia San Pancrazio-Vestenanova, troviamo la Cenerentola Pozzo, fanalino di coda con numeri eloquenti. 11 sconfitte su 11, 0 punti e 63 gol subiti, più di 6 a partita, peggior difesa assoluta di tutta la categoria veronese. Tanto da alimentare negli ultimi giorni una voce clamorosa, rivelatasi presto una divertente bufala, quella che i rossoblù di San Giovanni Lupatoto si sarebbero presentati oggi con la loro prima squadra che milita in prima categoria. Amici sportivi del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Pozzo, benvenuti da Luca Corradi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud.
Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, amici di Avelia, della Clevense, di Teleradio Adige e di tutti i canali con cui vi trasmettiamo, tra cui naturalmente YouTube 640 del digitale terrestre e le dirette Facebook, per questa ultima giornata del girone di andata del gruppo B di terza categoria, la 13ª. Naturalmente sarebbe di fatto la 12ª, visto che a turno una squadra riposa. Clivense e Pozzo si stanno per affrontare sul sintetico di Via Sogara in una giornata decisamente più invernale che autunnale, temperatura sui 4 gradi, piove parecchio. Intanto vi diciamo già, a proposito di maltempo, che è stata rinviata la partita fra Corbiolo e Borgo San Pancrazio. La Clivense naturalmente è chiamata a riscattare le ultime due uscite, in particolare l'ultima, quella che ha visto i biancocelesti di Allegretti sconfitti per la prima volta in stagione qui 3 giorni fa nel finale tumultuoso con la doppietta di Riva proprio per i gatti bianco-viola del Porto. Di fronte oggi ci sono i rossoblù di mister Andrea Turozzi, che non hanno ancora mosso la classifica dall'inizio del campionato, e abbiamo parlato in prepartita con il direttore sportivo, che è anche il secondo portiere ed è il numero 17, Pietro Zanaga. Chiedevamo naturalmente le motivazioni di fare e di trovare appunto gli stimoli in un campionato così difficile. Naturalmente ci parlava di divertimento, di gruppo e di passione al di là dei risultati. È tutto pronto, c'è l'arbitro che è il signor Enrico Prior della sezione di Verona, che arbitrerà questa partita a chiudere il girone di andata. Poi leggeremo anche le formazioni. È tutto pronto e si comincia, amici sportivi, buon divertimento con Clivense Pozzo. Dunque la Clivense in campo con Pavoni che rientra dalla squalifica dopo l'espulsione subita contro la Virtus, e la sostituzione con
appunto Squizzi, che ha giocato nella sfortunata gara di 3 giorni fa contro il San Pancrazio. Subito la Clivense in avanti a guadagnare un calcio d'angolo con De Pani. Il resto della squadra c'è naturalmente un massiccio turnover anche per dare spazio da parte di Allegretti a chi ha giocato finora poco. Ci sono in tribuna Motta, Anastasi, Castellucci, De Martis e Memedi. Gli infortunati sono Romeo e Schiano. Rientra invece Fasolo, che gioca titolare con il numero 7. Entriamo in cronaca diretta prima di terminare le formazioni, perché attacca la Clivense dopo pochi secondi del fischio d'inizio. Pallone in mezzo, messo fuori con il Pozzo che prova il contropiede. Azione inizialmente interrotta e poi ancora con i giocatori rossoblu in possesso del pallone. Dicevamo delle formazioni con Oneda in campo. Attenzione però a Gasparato, che non può raggiungere questa palla. Eccola qui un'altra delle grandi novità di giornata, il ritorno in campo dal primo minuto come titolare di un bomber come Francesco Gasparato. Per lui più di 500 presenze, più di 200 gol nei dilettanti, ne ha vinti 9 in un paio di decadi e vuole naturalmente con la maglia della Clivense fare doppia cifra. Oneda, De Pani, Beneduce e Elatimi sono i difensori, poi c'è anche Tenuti, poi Fasolo con il 7, Olivieri, Inzerauto, Gasparato e Pasinato. Dunque una truppa offensiva dai piedi ottimi. Eccolo qui Pasinato, subito avere a che fare con il campo scivoloso di giornata. In panchina con Allegretti ci sono Squizzi, Vallese, Deiseppi, Vitale, Facciolo, quindi tanta esperienza anche in panchina per i clivensi. Braga, Cavallaro, Felici e Davì. Risponde il Pozzo con una truppa farcita di parecchi giocatori di origine straniera. Andiamo a leggerveli: Savoncelli al portiere, poi Varnacula, Corazza, Adami, Mansur, Fraccaroli, Onutu, Cingarlini, Ciriaci, Patirage e Oulai. Questi sono i titolari di mister Turozzi. In panchina, oltre a Zanaga come detto secondo portiere, ci sono Bodini, Colato, Crema, Rossi, Venturini e Gaiga. Vi diciamo già che Colato e Venturini sono presenti ma non giocheranno perché non al 100% della condizione. Se ne sono andati i primi 2 minuti e mezzo, rinviata nel frattempo un'altra partita del girone che è quella tra Arena e Vestenanova. Dopo Corbiolo San Pancrazio naturalmente il maltempo sta mietendo vittime. Attacca intanto la Clivense con Gasparato, subisce addirittura un tunnel ma resta in attacco la formazione di casa. Ancora Gasparato, un dribbling, un tocco falloso ed ecco la prima occasione vera della partita per la Clivense, proprio con il suo numero 10 messo giù con possibilità di tirare in porta a 2 passi dal limite dell'area di rigore. Le altre gare di giornata sulle quali vi aggiorneremo in tempo reale sono Edera Sanzeno, Soave Atletico Squarà e Zai Golosine Virtus. Turno di riposo per il Crezi, classifica che come detto vede la Clivense a 28, a meno 4 ci sono Borgo San Pancrazio e Vestena, a meno 5 c'è la Virtus e poi il Pozzo è a 0 punti. Proprio Gasparato sul pallone con il destro, rincorsa molto breve per l'ex giocatore del Legnago. Parte Gasparato, pallone basso sulla barriera. Ancora Gasparato, il cucchiaio ad innescare il numero 7 Fasolo. Rientro anche lui da un lungo periodo di assenza per infortunio. Gianluca Fasolo classe 97 e altro corner che va a battere lo stesso Gasparato, naturalmente dai suoi sapienti piedi sia al destro che al sinistro passeranno molte occasioni e molti calci piazzati della Clivense. Palla in mezzo, messa giù, il tentativo di rinvio un po' affannoso. Si riparte con una rimessa con le mani. Dicevamo è l'ultima di andata, poi si ferma il campionato fino a febbraio. C'è però la Coppa Verona e curiosamente queste due squadre si troveranno anche lì, in particolare per la precisione il 15 di gennaio a Pozzo per la terza giornata di quel raggruppamento, mentre la prima sarà già questo weekend con la Clivense impegnata domenica a Fumane e il Pozzo sabato in casa contro la truppa dello Young Boys di Parona. Pavoni, eccolo qui il suo primo pallone toccato dalla espulsione rimediata al Gavagnino Cini. Lancio bello, attenzione per Fasolo, può entrare in aria il numero 7, mette invece subito il pallone per Inzerauto, si gira, Inzerauto non c'entra la porta, prima occasione della partita al 6° minuto.
Naturalmente una gara che abbiamo detto avere, almeno sulla carta, il senso unico. Parliamo della capolista contro il fanalino di coda. Pozzo che ha davvero fin qui un cammino a dir poco difficile. Diciamo il conto, circa 6 reti subite a partita. La migliore, diciamo, è stata la sconfitta per 2-1 in casa contro il San Zeno. Qui un calcio di punizione fischiato a favore della Clivense per un intervento irregolare in scivolata. Palla in avanti a cercare Inzerauto che la colpisce di testa. Pasinato, ancora lo scambio con Inzerauto che sguscia via 1-2 con Gasparato. Inzerauto, l'anticipo molto bello da parte di Mansour, giocatore numero 5 di nazionalità tunisina. Attacca la Clivense, palla in mezzo, non ci arriva Inzerauto. Oggi meno centimetri visto che non c'è Anastasi. Si dovrà cercare la palla a terra nonostante il campo scivoloso. Ci prova proprio Gasparato, sovrapposizione di De Pani, innescato del suo numero 10. Pasinato, area di rigore, messo giù, si prosegue. Poi Inzerauto, destro, deviazione, corner. Attacca con tanti uomini la Clivense. Adesso c'è il solo Oneda, ultimo acquisto arrivato poche settimane fa, una sorta di finestra di riparazione. Era stato uno di quelli che c'era ai provini, poi è stato richiamato da Allegretti per l'emergenza difesa. Gasparato dalla bandierina, palla sul dischetto, colpo di testa, qui si ostacolano due giocatori locali. Può rinviare Savoncelli subito a cercare Ciriaci. Tentativo di scambio con Onutu, pallone di ritorno troppo lungo. Prova comunque a imbastire qualche azione anche il Pozzo. Pavoni e Latini, anche lui rientra dopo il turno di squalifica e anche il turno di riposo, praticamente non giocava da 2 partite. Beneduce che dopo domani compie 23 anni. Qui è anticipato Gasparato, attenzione al rinvio, è in fuorigioco. Ciriaci si dispera, il centravanti dalle scarpette di fuoco perché era lanciato da solo verso la porta di Pavoni. Tenuti oggi capitano di giornata con Facciolo a riposo, anche lui era a rientro da un lungo periodo di assenza, aveva assaggiato il campo nei minuti turbolenti finali del Gavagnine, poi aveva giocato tutta la partita persa col San Pancrazio alla vigilia del suo 35esimo compleanno. Olivieri, a proposito di Virtus, eccolo il giocatore del vivaio rossoblù. E Latimi, un paio di finte. Prova il Pozzo, il tocco di Patirage, giocatore srilankese, numero 10. Oneda, con pazienza e grazie anche alla regia di Beneduce, che proprio al posto di Facciolo ha preso quella posizione del campo. Rinvio di Pavoni, velo di Gasparato, ma ci arriva Fraccaroli. Attacca il Pozzo sulla destra, Onutu, scivolata di Tenuti e palla fuori. Se ne sono già andati 10 minuti, siamo sullo 0-0 allo stadio Aldo Olivieri. Palla in mezzo direttamente tra le braccia di Pavoni. Formazione anche molto giovane, quella lupatotina, con un'età media di 21 anni, e oggi priva di un giocatore fondamentale come Osama Mansour, marocchino classe 2001, che ha segnato ben 4 gol dei 9 messi a segno finora dalla truppa di Turozzi. Si è fatto male ad una spalla nella gara contro il San Pancrazio e oggi è
impegnato in qualità di guardalinee. Altro corner e altra galoppata l'MLM di Gasparato verso la bandierina sul fronte offensivo destro, con tutta la Clivense in aria, ad eccezione del portiere e di altri 3 giocatori. Palla corta sul primo palo, arriva anche Tenuti, il tocco, resta in attacco la Clivense. Sembra scontato dirlo, comunque 3 punti obbligatori oggi da prendere per la squadra del presidente Pellissier, dopo il solo punto rimediato nelle ultime 2. Era stato sicuramente prezioso, pesante quello conquistato in inferiorità numerica al Gavagnino Cini, allo stesso modo molto pesante anche sul piano morale la sconfitta rimediata con il San Pancrazio, anche perché proprio in quei minuti la Clivense era in superiorità numerica. Tenuti, bello qui il tentativo al volo da parte di Fraccaroli, ancora ad innescare Onutu anticipato. Beneduce, fermato da Ciriaci. Tenuti, palla in verticale, il liscio, e poi Fasolo arriva però, Fasolo, e la mette in rete. Non si capiscono i giocatori del Pozzo e non poteva esserci un rientro migliore per Gianluca Fasolo. Dopo praticamente 2 mesi di assenza segna il suo primo gol in campionato al 13° minuto. La Clivense ottiene l'obiettivo minimo di partenza, andare in vantaggio, a sbloccare la partita, a stapparla. È il numero 7, Gianluca Fasolo, classe 97. Qui grave l'indecisione fra il portiere Savoncelli e il numero 5 Mansur. Palla che è rimbalzata in mezzo ai 2. Fasolo non si è fatto pregare, ci ha messo l'esterno destro di rimbalzo. E la parte più importante del match è stata raggiunta per la Clivense, che adesso è in vantaggio. Davvero un rapace Fasolo ad approfittare dell'errore del reparto difensivo del Pozzo. Qui c'è un fuorigioco, ma è tutto inutile perché Pavoni si ritrova la palla tra le mani. Fa ripartire subito Pasinato sulla sinistra. Anticipo. Al 13° dunque il gol di Fasolo, che ripaga immediatamente la fiducia concessa anche riguardo alla propria tenuta fisica da mister Allegretti. Si sono già scaldate le voci, le ugole e le percussioni della Northside. Qui c'è un fallo su Tenuti, trattenuto dal suo diretto avversario, centravanti Ciriaci. Pozzo che naturalmente ha l'obiettivo di uscire a testa alta dal confronto con la capolista del girone. Pozzo che ha preso, l'abbiamo detto più volte, tantissimi gol. Ne ha presi 8 dalla Virtus, 7 da San Pancrazio e 4 dal Vestena per restare alle formazioni dell'alta classifica. Non segna la squadra di Turozzi dal 6 novembre, proprio quella partita che un po' aveva illuso contro San Zeno. Attenzione ancora una volta alla opportunità per Ciriaci, e addirittura Prior deve andare a tranquillizzare gli animi nella panchina ospite, perché è già la seconda volta che il biondissimo centravanti avversario viene fermato, lanciato a rete. Questa volta rispetto alla prima abbiamo qualche dubbio in più personalmente. Sembrava più in linea con Elatimi, che comunque ha rischiato questa volta. Nulla di fatto. Tenuti può impostare verticale, Inzerauto, ancora non pienamente nel vivo del gioco, dove è invece Fasolo che vince anche un rimpallo.
palla sul destro, Inzerauto non riesce ad arrivare sul pallone, poi Beneduce 2-0 al 16°. Bello il destro da fuori area, qualche responsabilità da parte di Savoncelli che si è visto forse scivolare la palla sopra la testa, non era attentissimo qui il giocatore che ha la numero 1, infatti si dispera. Savoncelli, un regalo e mezzo, diciamo così, finora sui 2 gol della Clivense, non certo demerito della squadra di Allegretti, anzi il merito di averne cinicamente approfittato e la possibilità anche, forse, perché no, di alleggerire una tensione che nelle ultime settimane si era fatta sentire. L'ha detto Allegretti in post partita: non siamo molto abituati alle battaglie, altre volte ci è andata bene, con il San Pancrazio ci è andata male. Oggi naturalmente l'idea e la volontà di mettere subito in chiaro le cose, di non lasciare spazio a interpretazioni, a possibili risultati che siano diversi dall'uno fisso. Palla fra le roulotte intanto, o meglio sugli alberi, ne serve un'altra. Siamo al 17°, Clivense 2, Pozzo 0, altra partita rinviata è quella tra Zaigolosine e Verona United, e sono già 3 per una giornata che verrà quindi falsata in pratica dal maltempo. Si stanno giocando solo Edera San Zeno e Clivense Pozzo. Otteniamo notizie su Soave Atletico Squarà. Prova a reagire il Pozzo, che al di là della disparità tecnica tra le due formazioni ce l'ha messa tutta per facilitare e agevolare il compito alla Clivense, che adesso prova ad attaccare ancora. Fasolo vince un altro rimpallo, si stava incuneando in area, ma Priora ha fermato tutto. Infatti un po' di dispiacere per il numero 7, che naturalmente adesso sulla scia dell'entusiasmo vuole dare ancora più peso specifico alla propria prestazione, al proprio rientro, ma si dovrà ripartire con un calcio di punizione sul pallone, naturalmente Francesco Gasparato. Con il destro, palla in aria a rimbalzare, non ci arriva nessuno, buttata via qui e regalata a Beneduce. Bello il tocco per Inzerauto, prova a puntare i suoi marcatori, ne esce un tiro pericoloso che sguscia a pochi passi dal palo più lontano per Beneduce. Si tratta del primo gol in campionato anche per lui, come per Fasolo, e quindi è molto molto interessante e significativo andare a vedere come i marcatori diversi finora della squadra di Allegretti diventino addirittura 14, al netto degli infortuni praticamente, e dei portieri hanno segnato quasi tutti. Attenzione, perde il pallone adesso Beneduce, contropiede Ciriaci, chiama in soccorso Patirage, che però perde il pallone, poi rimedia, ma la sfera è bianca-azzurra. 14 marcatori diversi in 12 partite del girone di andata, numeri che fanno sicuramente piacere agli allenatori. Attenzione qui a Gasparato, 3 contro 2 dall'altra parte, Pasinato, problemi di controllo naturalmente con il pallone scivoloso. Era inizialmente quasi un 3 contro 1 in contropiede questo per la Clivense. Adesso 3 contro 1 sono su Pasinato, che ne salta fuori 2 e cerca lo spazio per il traversone. Eccolo, palla messa fuori, arriva Oneda, cerca fortuna anche lui in avanti, palla persa, Patirage, Oulai, Onutu, posizione giudicata regolare, 1 contro 1. Poi arriva anche Cingarlini, limite dell'area, deve sterzare e tornare indietro. Si addormenta qui Onutu, commette anche fallo, grave l'errore del giocatore
di origini rumene, classe 2001, mentre c'è il vantaggio del San Zeno sul campo dell'Edera. Il rinvio prima abbozzato, poi cambiato idea Pavoni. Tenuti. Pasinato. Ancora il capitano di giornata ex San Giovanni. Pallone un po' gettato via. Gasparato. Una finta. Bello il suggerimento poi per Beneduce, che ha l'idea di verticalizzare per Inzerauto. C'era il movimento della punta lombarda. Pallone colpito non benissimo stavolta da Beneduce, che si è già regalato un buon regalo di compleanno. Ciriaci, colpo di tacco addirittura. Arriva il Latini a mettere la toppa prima dell'intervento sul pallone proprio di Onutu. Pavoni, finora completamente inoperoso al di là delle formalità di rito sui rinvii. Ancora lui. Oneda. Controllo pericoloso. Eccesso qui di sicurezza. Ancora Pavoni, stavolta non ci pensa su e sparacchia oltre la linea di metà campo. Ci sono Gasparato e Inzerauto. Il primo per il secondo. Sempre spalle alla porta il folletto numero 9. Trova ancora Gasparato. Prova addirittura il destro, che sibila a un paio di metri dal secondo palo. Voglia di gol naturalmente per Francesco Gasparato. Non è riuscito qui a inquadrare la porta. C'era stata anche la sovrapposizione di Pasinato. Allora per il rinvio Mansur, che l'ha fatta grossa sul primo gol, quello che ha sbloccato la partita. Calcio di punizione per un fallo subito da Patirage. Sul pallone Capitan Adami. In prepartita ci diceva il direttore sportivo Pietro Zanaga riguardo a questa possibilità della... Attenzione, intanto c'è Pasinato, contropiede, 4 giocatori della Clivense. Pasinato ha fatto fuori il primo, calcio di rigore, c'è l'intervento sicuramente non sul pallone dello stesso Adami, e quindi opportunità per il terzo gol. Sembra Inzerauto già intenzionato sul pallone. Contro Savoncelli. Minuto 24. Parte Inzerauto, palo! Ancora un rigore sbagliato, quasi diventa una sentenza, una maledizione ormai per la Clivense. Il terzo dall'inizio della stagione, dopo i 2 di De Martis. Anche il bomber della squadra deve arrendersi dagli 11 metri, si resta sul 2-0. Rinviata intanto anche la partita fra Arena e Vestenanova, quindi in pratica si gioca solo nella Busa dell'Edera e qui in via Sogare con la Clivense. Bene, 4 partite rinviate su 6. Attacca ancora la squadra di casa. Adesso Inzerauto avrà naturalmente gli occhi iniettati di sangue, con la voglia di timbrare il cartellino e raggiungere così la doppia cifra di reti in campionato. Per lui finora 3 gare su 11 non a segno. Aveva illuso 3 giorni fa contro il Borgo San Pancrazio con la sua rete flash dopo 6 minuti. Kevin Inzerauto oggi ha colpito il palo finora, ma la partita è lunghissima. Ancora Clivense in attacco. Sale anche De Pani. Aveva spiazzato Savoncelli Inzerauto, ma ha colpito la faccia interna del montante. Senza fretta dalla bandierina Gasparato.
mentre sembra un po' calare la pioggia. Il colpo di testa di Tenuti, palla che resta lì. Batti ribatti, Pasinato! Pallone che passa in mezzo a una selva di gambe. Gasparato. Bello il tocco per Pasinato. Palla fuori. Apprezzabile questo scambio in rima fra Gasparato e Pasinato. Dicevamo della chiacchierata con Pietro Zanaga del Pozzo riguardo queste voci di possibilità che venissero con giocatori della prima squadra, della prima categoria. Ha smentito categoricamente dicendo: abbiamo scelto noi di giocarcela con le nostre forze. Addirittura ha usato queste parole, pensate, ha detto: è un'occasione che capita una volta nella vita giocare contro avversari di questo livello. Insomma, dimostrazione al di là della retorica, che è sempre sentito il confronto di tutte le squadre del girone contro la nuova creatura di Pélissier. Ciriaci lotta, ma la peggio anche sul piano fisico. Rimane a terra il centravanti. Qui un errore con Fasolo. Fasolo rimedia, poi Gasparato, altro destro, fuori. E rimane ancora l'appuntamento con la rete. È rimasto a terra dolorante il numero 9 del Pozzo. Adesso se ne accorge anche l'arbitro, che ripetiamo è il signor Enrico Prior della sezione veronese. Nel frattempo il San Zeno sta espugnando la busa dell'Edera nel derby dei due bastioni. 2-0 per la formazione granata. Sembrano esserci problemi per Ciriaci. Vediamo se si provvede anche a delle sostituzioni. Per ora ci sono solo Oulai e Onutu nella panchina a dissetarsi, mentre Pavoni cerca di esorcizzare il freddo con qualche esercizio di riscaldamento. Almeno chi corre può farlo, chi come i portieri insomma è un po' più statico naturalmente deve inventarsi qualcosa. Si rialza Ciriaci, può restare in campo il 9. Per lui 2 gol in campionato, secondo miglior marcatore Lupatotino. Ricordiamo che il Pozzo ne ha fatti 9 in campionato, 4 li ha fatti Missawi, oggi assente, e 2 Ciriaci. Poi ad una rete troviamo Mansur, Rossi e Raushidi. Attenzione al Clivense, Gasparato, prima finta, palla sul destro, Murata, riprova il Pozzo, Tenuti, Olivieri e Latimi. Deve allungare le leve, rischia un po' su Fraccaroli. Poi arriva Pavoni come sempre a spazzare via. Inzerauto, la sponda di petto volante, molto bella. Arriva Pasinato che come sempre cambia tutto il fronte offensivo. Prima sterzata, palla sul sinistro. Il tocco con Olivieri, bella la sovrapposizione. Beneduce, palla in mezzo. Ancora, e poi il sinistro dello stesso Olivieri fuori. Bella azione della Clivense, si resta però sul 2-0, siamo al 29esimo. Rinvio dalle parti di Patirage. Stop avventuroso. Poi palla che scivola nella direzione di Inzerauto che anticipa il suo marcatore. Beneduce. Proiezione offensiva, poi viene falciato letteralmente. Gasparato, che numero, altro numero, doppio dribbling, palla in mezzo, non può sbagliare qui, e infatti non sbaglia. Pasinato, 3-0, ma qui abbiamo visto davvero una sintesi delle capacità tecniche di Gasparato. Infatti vedete, vanno i suoi compagni a complimentarsi con il numero 10 che ha fatto fuori 2 uomini e poi ha pennellato un cioccolatino per Pasinato, che infatti adesso va ad abbracciare il suo assist man di azione. Al 30esimo, terzo gol, lo segna il giocatore con la maglia numero 11, Federico Pasinato, il suo secondo gol in campionato.
dopo quello realizzato proprio qui su questo sintetico nel 4-0 sull'Atletico di Squarà. Ripristinata dunque la lunga distanza dopo l'errore dal dischetto di Inzerauto, che rimane per ora a secco. È certo una notizia, ripetiamo, è lunga la partita, bello davvero però vedere certi spunti tecnici. Ancora Inzerauto a sportellate in modo irregolare secondo Prior. Importante per il Gaspa, così viene chiamato, anche naturalmente prendere confidenza, riprendere fiducia dopo 2 mesi di assenza. Ricordiamo che ha giocato praticamente solo la prima gara dopo a sua volta un anno di assenza, quindi si era infortunato al polpaccio. Adesso l'importante è prendere continuità, soprattutto sul piano fisico. Beneduce, Inzerauto che fa un po' l'Anastasi di giornata. Gasparato fa proprio il regista, guardate che altra palla. Inzerauto ce la fa al secondo tentativo ed esulta. 4-0 al 32esimo. Altra giocata strepitosa di Gasparato, che ha davvero inventato un colpo da biliardo in verticale. Ha piazzato Inzerauto davanti a Savoncelli, che per la verità era anche riuscito in un primo momento a intervenire, e poi è stato bravo sul rimpallo Inzerauto perché ha anticipato il difensore del Pozzo, che sembrava in anticipo. Eccola qui dunque la marcatura di Kevin Inzerauto, che fa 10 in campionato. Attenzione perché non è sazio, carica il destro, si mette da solo, subisce fallo e guadagna un calcio di punizione. Naturalmente che si tratti di scontro con la prima o l'ultima della classe, per certi giocatori non fa la differenza. La sete e la voglia di Inzerauto l'abbiamo vista a qualsiasi latitudine. E dicevamo 10 in campionato per il capocannoniere di questa squadra, che si avvicina quindi a quelli che lo precedono in classifica marcatori del girone. A 13 ci sono Martini dell'Atletico e Massella dell'Edera, a 12 c'è Perbellini della Virtus. Di questi solamente Massella sta giocando e sta tra l'altro perdendo per 2-0 in casa contro il San Zeno. Ancora Gasparato, palla sul destro, cerca addirittura il primo palo. Una bella invenzione, alla fuori di poco, con il portiere Savoncelli che stavolta sembrava essere sulla traiettoria. Il rinvio nel cerchio di centrocampo, perde il rimpallo Cingarlini, poi Pasinato in mezzo a 2 in modo falloso. Tanta qualità in campo, soprattutto nella tre quarti per la Clivense. Pasinato, il tocco ancora per Inzerauto, che non può raggiungere questo pallone nel momento in cui rimbalza per terra e scivola via. 4-0, siamo al 34esimo, insomma la partita che ci aspettavamo. Ci ha messo un po' a sbloccarla la Clivense senza fretta. Pozzo che deve naturalmente provare qualche reazione per fare la miglior figura possibile contro una squadra semplicemente non alla portata. Attacca la squadra di Turozzi. Tenuti, anticipo. Inzerauto vince un rimpallo, perde il secondo, commette anche fallo. Si prosegue, anzi no. Va a scusarsi Inzerauto con l'avversario per il pestone. Adesso il Pozzo forse per la prima volta l'opportunità di scodellare il pallone in area di rigore. Si incarica della missione Fraccaroli. Con il sinistro. È quasi un tiro. Trova Ciriaci, area di rigore. Si gira il 9. La mette in mezzo su Pavoni. Questo è il massimo finora che ha potuto fare la squadra ospite. Fasolo. Inzerauto. Stop con il petto e suggerimento a Gasparato.
fascia destra, Gasparato, area di rigore, un'occhiata all'indietro, arriva ancora Beneduce, anzi si trattava di Fasolo con la chiusura del triangolo, e la Timi, ancora Gasparato, ha un sacco di spazio ma la palla gli sguscia via. Unica forse vera difficoltà di giornata, insomma, il controllo del pallone su questo terreno scivoloso. Ancora Gasparato, Oneda sbaglia e non è la prima volta. Patirage, Ciriaci, 1-2, attenzione al 2 contro 1 sulla destra. Patirage dal limite, bello il tiro, forse poteva andare avanti qui. Numero 10, occasione Pozzo al 37esimo, sicuramente da annotare. C'era comunque un 2 contro 1. Forse Patirage non ha avuto molto coraggio nel provare lo scambio con il compagno di squadra. Ha detto: per una volta che arriviamo lì vicino proviamo a tirare. Pavoni ha controllato senza problemi. Un'azione comunque nata da un errore di Oneda in fase di possesso palle. Naturalmente queste sono le cose da non fare, sono le cose che possono essere perdonate sul piano del risultato forse oggi, ma che sicuramente fanno arrabbiare mister Allegretti, anche perché Oneda è semplicemente alla seconda presenza dal suo arrivo, quindi deve guadagnarsi la fiducia. Buono qui l'idea di Onutu, che ne aveva fatti fuori 2 con una finta. Decisivo il rientro di Olivieri. Tenuti e la Timi, palla un po' pigra. Pavoni richiama in causa Oneda, stavolta il tocco sicuro. Bella qui la giocata di prima, il velo di Gasparato, 1-2 con Inzerauto, poi in verticale Pasinato, palla che resta lì, arriva Inzerauto però a rimorchio, ancora Inzerauto, fatto fuori di netto Varnacula, palla sul destro in area di rigore, il traversone da deviazione, calcio d'angolo, altra bella azione tutta in verticale negli spazi per la Clivense, che naturalmente gioca sul velluto, soprattutto in possibilità di ripartenza. Grazie anche a questi tocchi di Gasparato, che adesso batte dalla bandierina per la prima volta con il destro a rientrare verso la porta di Savoncelli. Chissà che non faccia un pensierino a tirare in porta. Eccolo qui, infatti. Colpo di testa e poi si resta in area piccola. Inzerauto deve girarsi, ci riesce, la finta, limite dell'area, all'indietro. Olivieri, colpo di tacco, Beneduce, palla sul sinistro e stavolta Savoncelli la blocca in 2 tempi. Dicevamo del tiro su calcio d'angolo, abbiamo visto di recente i gol di Cialanoglu e Quadrado direttamente dalla bandierina, perché non provarci? Con le mani il Pozzo a 6 più recupero dal termine del primo tempo. Anticipo stavolta di Mansur su Inzerauto, evidente il divario fisico tra i due. In questo caso duello vinto dal numero 5 del Pozzo. Oneda trova Pasinato, che ha uno stop elegante, anche il dribbling molto bello. Fasolo perde qualche metro, la butta in mezzo. Inzerauto la prende, Gasparato, spalle alla porta, all'indietro deve pazientare la Clivense. 1-2 con Olivieri, arriva anche dall'altra parte dei Pani, area di rigore, palla in mezzo, attenzione, Inzerauto, 5-0, questo è un bel gol. Questo è veramente un gol difficile, perché era praticamente sulla linea di fondo, ha dormito completamente la difesa del Pozzo e Inzerauto naturalmente è arrivato, ha scartato il pacchetto regalo e ha ringraziato incastrando il pallone sotto l'incrocio. 5-0, adesso inizia a prendere veramente una piega importante il risultato e Inzerauto ne approfitta naturalmente per rimpolpare il suo bottino in chiave di classifica marcatori. Diventano 11 le reti
del Bomber, che tra l'altro, pensate, pochi minuti fa aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Si porta un gol da Perbellini e a 2 da Martini e Massella nella classifica dei cannonieri del girone. Kevin Inzerauto, classe 2001. Sono 14 marcatori diversi, abbiamo detto, della Clevense, però Inzerauto ne ha fatti 11 da solo. Il secondo miglior marcatore, pensate, Anastasi con 4. Anastasi oggi assente, anche lui messo a riposo dall'Allegretti. Prova ad attaccare il Pozzo, non esce nulla di buono se non un pallone incastrato sulla rete e imprendibile per Pavoni, quindi ne serve ancora una volta un altro. 42esimo, Clevense 5, Pozzo 0, tutto facile finora, grazie in particolare ai regali, diciamo, all'inizio della squadra ospite. Poi insomma la Clevense non si è fatta pregare, un po' alla volta ha alzato la testa, ha iniziato anche a divertirsi. Eccolo qui Gasparato, guardate, da fermo che lancio per Fasolo, perfetto col contagiri, palla all'indietro, arriva poi Oneda, ancora Fasolo e Latimi, si libera Gasparato e Latimi va invece a cercare Inzerauto, che la prende di testa. Pasinato, palla sul destro e la parata stavolta di Savoncelli, non sicurissimo qui il portiere, sembrava il replay del gol del 2-0. Si torna dalla bandierina, sale anche Capitan Tenuti. Vedremo poi le sostituzioni nella ripresa per vedere a chi ha spazio, chi ha giocato meno. C'è stato anche il bel gesto nel frattempo. Poi il destro, deviazione, altro corner, dicevamo, il bel gesto di Pasinato, che è andato a dare il 5 al portiere avversario dopo questa parata. Insomma, un movimento anche di consolazione per rinfraccare un po' lo spirito di questa squadra comunque dignitosa e coraggiosa, il Pozzo, che affronta ogni domenica a testa alta a dispetto dei risultati e classifica. Colpo di testa qui di Latimi, palla che resta lì, Savoncelli la blocca, prova il rilancio dalle parti di Ciriaci, trova invece Oneda, stop buono, tentativo per Pasinato, si accentra poi per Inzerauto sterza sul destro, era buona l'idea, non ci arriva Fasolo che deve tornare indietro, uscire dall'area, prova a smarcarsi Gasparato, Fasolo va tutto da solo, la butta in mezzo Mansur e poi Olivieri cerca una cosa difficile, controbalzo di collo esterno, pallone colpito sotto e niente da fare qui per il numero 8 che cerca a sua volta il secondo gol in campionato. Scivola via il primo tempo, manca poco più di un minuto al 45esimo, risultato già in ghiaccio per la Clevense. Rinvio di Mansur e Latimi, controllo volante, sbaglia, poi Ciriaci anticipato nettamente da Tenuti, attacca ancora la Clevense, Gasparato si gira, carica il destro, poi cerca in verticale Olivieri, palla in mezzo, attenzione, il destro e la rete ancora di Pasinato, 2 tocchi, tutto molto bello, tutto molto facile. 6-0 al 45esimo. Diventano 3 i gol in campionato per Federico Pasinato, giocatore di ottima caratura tecnica, classe 2001, ha vinto anche lo scudetto dilettanti con il Giorgione, ha giocato anche in Portogallo in una società affiliata al Porto, ha vinto la Berretti col Torino e dedica sempre gol e pensieri belli al nonno che lo accompagnava ai primi allenamenti e che non c'è più. Tanta qualità per Pasinato, si gioca ancora, attenzione, mai sazia
la Clivense, ha sparato, ancora Pasinato, anzi Olivieri, palla fuori stavolta, forse fischiato anche un tocco di mano. Si salva questa volta il Pozzo, che già sul cappotto ancora prima dell'intervallo. Vediamo se Prior decreta la fine del primo tempo. Nel frattempo il San Zeno dilaga sul campo dell'Edera, 0-3. Beneduce. Rinvio di Corazza. Tenuti. Chiama l'uscita di Pavoni, poi si rifugia da Uneda, ma la palla è irraggiungibile per il terzino milanese. Si gioca ancora, siamo al 47esimo. Eccolo qui il fischio di Enrico Prior. Poco da dire dopo questo primo tempo, basti il risultato. Clivense 6, Pozzo 0, i gol di Fasolo, Beneduce, di doppietta di Inzerauto, doppietta di Pasinato. In mezzo c'è stato tempo anche per un rigore sbagliato dallo stesso Inzerauto, colpito il palo. Amici di Avelia e di Teleradio Arge, a tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Di nuovo insieme, amici sportivi, per il secondo tempo di Clivense e Pozzo qui allo Stadio Olivieri di Via Sogare. Il primo tempo si è chiuso con l'eloquente punteggio di 6-0 per la squadra di Riccardo Allegretti, doppiette di Inzerauto e Pasinato. Inzerauto che ha anche fallito un rigore sul 2-0 dopo i gol iniziali di Fasolo e Beneduce. Do il benvenuto in cabina di commento al collega di calciotime.it Emiliano Martinelli, che forse ci sente, dobbiamo ancora microfonarlo però. Ciao Emiliano. Ciao Luca, intanto ti ringrazio e un buon pomeriggio a tutte le telespettatrici e telespettatori. Allora, in attesa che anche Emiliano possa dotarsi di microfono, andiamo a dare un'occhiata se ci sono delle differenze delle entrate in campo. Mi sembra di vedere un giocatore nuovo nel Pozzo, si tratta di Colato, il giocatore numero 14 che ha rilevato un compagno che dovrebbe essere il numero 10, Patirage, che non vedo più, giocatore srilankese classe 95, mentre non ci sono cambi, anzi c'è Davi forse sul terreno di gioco mentre ci fanno le boccacce. Sì, era il presidente Pellissier che si è messo di fronte a noi e ci ha chiesto se ci vedevamo. Sembra Davi in campo, adesso saremo più precisi. Forse addirittura due cambi. Nel frattempo aspettiamo di vedere, mentre il direttore di gara, che è il signor Enrico Prior di Verona, è pronto a dare il là a questa ripresa che vede la Clivense in rassicurante punteggio di 6-0. Insomma, nessun problema per la banda Allegretti. C'è sicuramente in campo il numero 18, Cavallaro. No, eccolo qui, Patirage che rientra, quindi non è lui, non lo vedevamo, quello era vero, ma sapete, non avendo qui ausili di computer o addetti stampa avversari che ci aiutano,
proviamo un po' a interpretare. È ripartito nel frattempo il secondo tempo. Con il numero 17 subito anche rimediare un bel pestone. Si tratta di Federico Braga. Palla in mezzo, Fasolo, la sponda, proprio ancora per lui il destro, palla fuori di un niente, e dopo 20 secondi la Clivense stava per mettere a segno il settimo gol con questo bel destro di Federico Braga. Faremo un po' alla volta anche ordine, vediamo in campo anche dei Seppi sicuramente, mentre ridiamo il benvenuto, quindi bentornato a Emiliano, che nel frattempo spero e penso abbia dato un'occhiata ai cambi, così mentre noi guardavamo può raccontarci chi è entrato. Sì, intanto ciao di nuovo a Luca. Allora, mister Allegretti ha schierato dal primo minuto della ripresa Vallese sulla corsia laterale di destra della linea difensiva, quindi levando De Pani e spostando Oneda sulla sinistra. Poi a centrocampo vediamo l'ingresso dei Seppi in cabina di regia. Mentre c'è la Crevense in avanti, Emiliano, con proprio Oneda. Poi Cavallaro, il destro di Dei Seppi, che cerca naturalmente a sua volta gloria. E quindi sono 4, se non sbaglio, i cambi effettuati da Allegretti, che naturalmente dà spazio, no, a chi ha giocato meno. Sì, certo, anche una buona occasione per chi appunto non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione. Una buona chance anche per Braga, che per questioni lavorative sappiamo che non può essere sempre a disposizione, ma in quelle poche apparizioni che abbiamo visto, insomma, abbiamo notato che ha un buon bagaglio tecnico, ma il trascorso nelle giovanili del Chievo aiuta sicuramente. Mentre il giocatore uscito per il Pozzo è Ciriaci, quindi l'attaccante, il numero 9, abbastanza vistoso sia per il colore della capigliatura sia per quello fosforescente delle scarpe. È lui che non è rientrato dagli spogliatoi, aveva preso una brutta botta nel corso del primo tempo ed è stato quindi rilevato da Colato, giocatore 14. Mentre si rialza Patirage, che ha subito a sua volta un colpo. Palla che verrà restituita quindi al Pozzo. Sì, intanto tra i giocatori sostituiti tra le fila della squadra di casa c'è anche Inzerauto, che quindi non potrà ampliare il proprio bottino personale, diciamo, in ottica classifica marcatori. Per oggi diciamo che il suo l'ha fatto anche con il penalty fallito. Sì, assolutamente protagonista nel bene più che nel male, insomma, sì, gli concediamo questo dettaglio umano, insomma, di avere fallito un rigore. Sì, un po' una maledizione quella dei rigori per la Clivense. Questo sì, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, insomma, i lati negativi, no? di questa prima metà della stagione, avere fallito 3 rigori su 3, se non sbaglio, non ricordo se li hanno anche segnati, però mi sembra di no. Insomma, niente di gravissimo per adesso, però qualcosa a livello mentale forse vuol dire. Poi il tentativo fermato di Cavallaro, giocatore siciliano che ha davvero lasciato la sua terra per questa autentica avventura con la Clivense, un po' simbolo dei sacrifici che tanti giocatori hanno fatto per poter dare una mano in questa bella nuova avventura della squadra del quartiere Chievo. Dei Seppi, scontro volante, vince lui, ancora Dei Seppi, poi viene sgambettato con Fraccaroli, che era andato a contrastare il longilineo centrocampista di Allegretti. Braga 1-2 con Gasparato, messo giù, c'è calcio di punizione da una posizione che sembra fatta apposta proprio per Francesco Gasparato. Si rialza Dolorante, vai Emiliano. Sì, sicuramente un'altra buona occasione per lui, visto che il gol lo sta cercando con una certa insistenza. Sì, ha praticamente spedito in porta, no? Sì. Pasinato e Inzerauto con 2 assist pazzeschi nel primo tempo. Ha provato un paio di volte anche a conclusione,
2 volte anche da punizione, non era magari la sua mattonella, questa lo è di più, anche se vicino c'è un altro dai piedi buoni come Federico Braga, che ha già segnato su punizione, è il terzo miglior marcatore a 3 reti insieme a Mehmedi. Parte Gasparato con il destro, Savoncelli copre bene il suo palo, resta in avanti la Clivense che ha l'opportunità di rimettere con le mani. Appuntamento con il gol ancora rimandato per il Gaspa. Vorrà bagnare anche questa sua nuova esperienza con la rete, visto che in carriera Eccolo qui, ne ha segnati palla che molti. però gli scivola via. Va anche a contrastare però in maniera vincente, deve rinviare Mansur. Arriva Vallese, buono il dribbling, Vallese, palla sul destro, fuori, ma anche lui cerca gloria in avanti. Naturalmente sono quelle partite in cui è facile ingolosirsi, andare a cercare fortuna dalle parti del portiere avversario. Siamo già nel 7° minuto del secondo tempo, il Pozzo non ha ancora passato la metà campo. Braga, un dribbling, poi il sinistro e un'altra parata di Savoncelli che si sta guadagnando la pagnotta, per come si dire. È vero che ha raccolto 6 volte la palla in fondo al sacco, però 4-5 interventi li ha compiuti comunque il portiere classe 99, che ha decisamente più di un'occasione per mettersi in mostra. Vogliamo dire che i primi 2 gol ce li ha abbastanza sulla coscienza. Dalla bandierina la Clivense, palla in mezzo, passa davanti allo specchio della porta, non ci arriva nessuno, l'ultimo tocco è di Vallese. Sì, come ha sottolineato anche il direttore sportivo della squadra ospite, sicuramente un'ottima opportunità, un'ottima vetrina insomma per i giocatori della squadra lupatotina per mettersi in mostra. Certo è che per un portiere sfidare la Clivense è sempre un po' un terno al lotto, perché si trova di fronte un pacchetto avanzato molto prolifico. Ci ha messo anche del suo, l'abbiamo detto più volte, Sì, Savoncelli, perché siamo qui anche naturalmente a purtroppo per dovere di cronaca mettere la lente di ingrandimento sui pregi e il dito nell'occhio sui difetti. Emiliano. Certo. Questo è il compito di noi commentatori. Prova il Pozzo a mantenere il possesso del pallone. Buona la Veronica di Fraccaroli, che poi però predica nel vuoto lanciando a caso. Vallese, Gasparato, adesso più abbassato come regista, ma ancora capace di verticalizzare. Guardate, con 3 tocchi tagliata fuori una fetta di campo di 40 metri. Vallese, controllo con il tacco, anche fortunato tra le linee per Braga. 1-2, palla in mezzo, Savoncelli questa volta in doppio tempo, ginocchio, mano. Ce l'ha sempre lui la palla in questo secondo tempo. Sì, il Pozzo sta facendo fatica, come dicevi tu prima giustamente, a superare la propria metà campo. D'altronde cercheranno anche di contenere le avanzate per non finire con un'imbarcata troppo pesante. Attenzione ad un altro nuovo entrato, Rossi. Poi la palla bella qui per Patirage, un tiro ancora una volta di una discreta fattura al 9° minuto. Sì, il più pericoloso sicuramente tra le file degli ospiti. E se nel primo tempo avevamo un po' criticato il 10 per la frettolosità con cui aveva concluso a rete in occasione di un contropiede in cui erano in 2 contro 1, stavolta ha fatto tutto molto bene. Sì. Ha avuto il solo demerito di non allungare troppo il tiro a giro sul secondo palo. Sì, una conclusione centrale, insomma, serve altro per impensierire Pavoni. Nel frattempo si torna ancora da Savoncelli, che può rinviare. Secondo tempo naturalmente che ha poco da dire sul piano del risultato, ma molto per esempio su quello di chi è entrato in campo in questa ripresa, come Dei Seppi, che adesso si scontra per la seconda volta con Fraccaroli, che nonostante i centimetri inferiori ha la meglio. Sì, poi ricordiamo che fra qualche giorno comincerà la Coppa Verona, quindi anche chi ha giocato meno dovrà mettere minuti nelle gambe, per cui anche opportunità come questa sono utili
a, Sì, a ricordiamo, questi fini. oggi sono davvero tanti i giocatori lasciati in tribuna da Allegretti. Bello qui l'intervento sul pallone da parte di Oulai in proiezione difensiva, poi un'entrata fallosa invece questa volta per Fraccaroli, a dimostrazione di una partita corretta. Per la prima volta, Emiliano, almeno fino adesso, finalmente non abbiamo visto cartellini dopo le battaglie delle giornate precedenti. Sì, sicuramente è una partita corretta da questo punto di vista. D'altronde sono due formazioni che si stanno affrontando come si dovrebbe fare sempre, su qualsiasi campo. Qualche problema per Oulai, il numero 11 marocchino, classe 97 del Pozzo, che ha subito un colpo al volto nell'occasione precedente in cui è stato autore di un buon intervento in chiusura su Braga, che stava caricando il destro al limite dell'area. Va a farsi medicare Oulai mentre ha ripreso il gioco e Tenuti può impostare una nuova azione offensiva proprio per Braga, che non ci può però arrivare, non ci arriva nemmeno Cavallaro. Sì, Cavallaro insomma, ha un'ottima chance per mettere in mostra le proprie qualità, ma per il momento non è ancora entrato in partita del tutto. Però insomma anche lui in un'intervista recente ci ha svelato che ce la metterà tutta per mettere un po' di pressione al mister. Con le mani il Pozzo sul fronte difensivo destro, ancora per Onutu. Rossi, giocatore che compie 20 anni il 23 dicembre. Attenzione a Vallese, netto l'anticipo, poi prova la verticalizzazione, non si capisce questa volta con Fasolo. E dopo un avvio sfavillante è un po' calato alla distanza. Ancora un gancio mancato da Braga, poi un tocco con le mani da parte di Adami, il capitano del Pozzo. E stavolta è Braga a incaricarsi della punizione. Siamo più lontani rispetto all'occasione precedente, sui 25 metri o poco meno. Carica il destro Federico Braga, parte sopra la traversa Savoncelli, apprezzabile stavolta la sua respinta. Sì, protagonista in positivo in questo secondo tempo, perché ha già sventato 3 o 4 occasioni per i padroni di casa. Insomma, il risultato per ora è fermo su quello che poi è stato il primo tempo. Resiste il Pozzo. Attenzione adesso al nuovo tentativo di Fasolo. Area di rigore, Braga. Il tocco, palla sul sinistro, Braga! Palla che sibila a centimetri dall'incrocio dei pali. Gran saggio di tecnica destro-sinistro da parte del numero 17, che sta letteralmente scaldando il suo motore. Sì, ha grande voglia. Come dicevamo prima, non potrà essere presente in tutte le partite, quindi quando c'è cerca di offrire il proprio contributo. Mentre è entrato un altro giocatore adesso, che però si scarta da solo. Si tratta di Crema, classe 2000 per il Pozzo. Cambi molto veloci, a volte non riusciamo nemmeno a starci dietro, anche perché a volte avvengono con bigliettini e pizzini di carta che sfuggono. Sì, infatti adesso a palla il nuovo entrato Felici, che rivede il campo. Felici. Rivede il campo dopo un paio di partite. Calcio di punizione fischiato contro la Clivense. Sì, attacco rivoluzionato da parte di Allegretti, che ha mantenuto per ora il solo Gasparato, che
come dicevamo, ha grandissima voglia di trovare la via del gol. E ha anche bisogno, come dicevamo, di rodaggio, di mettere minuti nelle gambe. Braga, De Zeppi. Buona la linea verticale ancora per Braga, subito attivissimo, palla in avanti, c'è fuori gioco. Cavallaro qui stava pregustando il primo gol in campionato. Grande generosità per Gabriele Cavallaro, classe 2003. Sì. Il piccolo della, se vogliamo dire così, della banda di Mister Allegretti. Se la gioca con Felici, mi sa, no? Che tra l'altro ha un passato di calciatore di futsal, di calcio a 5, dove magari essere brevilinei così scattanti è più un vantaggio rispetto al calcio. Però Felici peraltro ha già segnato in campionato un gol. Tenuti. Se n'è andato il primo quarto d'ora del secondo tempo, il risultato è fermo sul 6-0 del primo. Gasparato, non si capisce stavolta con Braga. Eccolo Felici, insieme a De Zeppi, a spezzare la manovra ospite. Sì, quindi oltre a Inzerauto, anche l'altro autore della doppietta, Pasinato, non è più in campo, per lasciare spazio al compagno entrato qualche minuto fa, Felici. Gasparato, solito passaggio illuminante in verticale. Felici, ancora in verticale. Fasolo, area di rigore, palla sul destro. Fasolo! Palla fuori, credo. Fuori, illusione del gol. C'era stato qualche tifoso che ha esultato. A proposito dei tifosi, vediamo i numeri ufficiali. Siamo sulle 160 presenze oggi allo stadio di Via Olivieri, naturalmente lontani da i numeri delle partite precedenti, ma insomma vuoi un po' la giornata festiva infrasettimanale, vuoi tanto magari orario e meteo, questo non ha aiutato. E comunque apprezzabile l'affluenza qui all'impianto in una giornata parecchio fredda e umida. Rinvio di Pavoni a cercare Oneda, difficoltà di controllo, acrobatico e riuscito. E la Timi, ordinaria amministrazione per il difensore marocchino che qui trova un corridoio meraviglioso. Sulla destra, Vallese in area, Vallese può anche tirare, Vallese! E stavolta è gol! Sì. Non può fare niente da quella posizione Savoncelli. Vallese ha voluto questa rete e anche lui trova il primo gol in campionato. Sono 15 i marcatori diversi della Clivense, hanno segnato quasi tutti. Sì, palla in profondità di Latini, molto bella a tagliare la linea difensiva ospite. Vallese ne ha approfittato, insomma ci ha dato prova anche nelle gare precedenti di avere una buona sgroppata sulla fascia. È entrato in area e con il destro è riuscito a metterla sotto la traversa. Bel gol comunque, una buona giocata da parte sua. Sarebbe stato difficile da lì magari trovare l'angolo opposto, c'era proprio lo spazio chiuso e invece lui ha scelto la cannonata sotto la traversa. Nulla da fare per Savoncelli questa volta dopo diverse parate. E 7-0 che arriva al minuto 18 della ripresa con, ripetiamo perché è un dato importante, il 15° marcatore stagionale diverso della Clivense. Togliete portieri e infortunati, dopo sarà più facile dirvi chi ancora non ha segnato. Non è ancora sazia la squadra di Allegretti. Fasolo, area di rigore, poi il destro stavolta, fil di palo di Cavallaro che poteva diventare il marcatore numero 16. Sì, si dispera perché questa è un'ottima chance. Un rigore in movimento, possiamo dire, qua l'ha un po' sprecata il giovanissimo catanese, consolato da Braga che sa, insomma, che possono capitare queste occasioni. Può capitare, sicuramente avrà altre chance per rimediare. Appuntamento rimandato con il primo sigillo stagionale per Gabriele Cavallaro, ripetiamo 2003, origini catanesi, anche lui legato da promesse importanti fatte ai nonni, a cui si aspetta solo di dedicare il primo gol in campionato. Gasparato, Oneda, rimpallo sfortunato in una gara difficile per il numero 2 della Clivense, al netto della prestazione comunque positiva, più che positiva di tutto il collettivo, però se dobbiamo trovare ancora anche qui qualche cosa da migliorare. Oneda non ha disputato una partita fortunatissima. No, per il momento no, forse
ha bisogno ancora di entrare nei meccanismi della squadra di Allegretti. C'è da dire che, come mi dicevi giustamente Emiliano all'intervallo, lui ha un passato più da ala destra, quindi è un terzino reinventato, no? Ma è una cosa che Allegretti ha fatto, purtroppo ha dovuto fare spesso per causa di forza maggiore nell'arco della stagione, prima per gli infortuni e adesso anche un po' per questa sorta di turnover ragionato, e Oneda ha dovuto arretrare il suo raggio di azione di qualche decina di metri, cosa che per ora non gli è giovato, nonostante l'esordio fosse invece un po' più brillante. Felici, anzi è Felici. No, Felici, giusto. Perché un altro giocatore non esattamente altissimo, quindi ci sono anche i brevi linee nella Clivense. Sì. Non ci può arrivare Vallese, che come sempre ha iniziato dal primo minuto in campo, ovvero nella ripresa, a sgroppare sulla fascia, ad arare solchi su quel corridoio. Nella penultima circostanza ha trovato anche il suo primo gol in campionato. Altro giocatore giovanissimo che il 23 dicembre compirà 18 anni. Sì, lo ricordiamo molto emozionato nella gara inaugurale sul campo del Verona Arena, ma d'altronde per un giovanissimo come lui calcare palcoscenici seppur dilettantistici come questi può riservare qualche emozione. Poi è stato frenato da un infortunio, quindi non ha potuto avere grandissima continuità, ma da qualche settimana è rientrato nei ranghi, quindi vedremo. Prova ad attaccare ancora la Clivense con Pasinato, anzi sì, era proprio lui. Arriva anche Braga, palla sul destro, attenzione perché ha nelle corde il tiro a giro, eccolo che cerca lo spazio per la conclusione. Arriva poi anche lo stesso Cavallaro, e poi il destro interessante di esterno di Oneda. Prova subito a darci ragione sulle sue doti offensive. Altra parata di Savoncelli. Pavoni, che finora si è sporcato poco guanti e scarpe. Errore quindi della Timi. Un po' di sufficienza qua nel controllo palla. Non ne risente la Clivense. Vallese velocissimo, va via, accenna anche a una reazione. Qui però ci sarà inevitabile il primo cartellino della partita. Se lo prende Oulai, il marocchino numero 11, che poteva risparmiare questa entrata in ritardo. Sì, qua è inevitabile la decisione del direttore di gara. Curioso come Vallese abbia prima tentato un po' la reazione, adesso si è riaccasciato al suono per il male. Comunque il colpo l'ha preso. Il colpo l'ha subito. Siamo alla metà del secondo tempo, risultato mai in discussione, siamo sul 7-0. Anche Vallese iscritto all'elenco dei festanti. Ed è Braga a incaricarsi della punizione, anche se qui sicuramente lancerà nel mucchio tutta la Clivense, ad eccezione di Pavoni, nella metacampo avversaria. C'è anche Tenuti, che è l'uomo più arretrato, a prendersi cura di Colato per un eventuale tentativo di contropiede. Il fischio di Prior, parte Braga, palla in area per Elatimi, Fuori gioco. fermato in fuorigioco, poteva essere un'occasione, comunque la palla gli era scivolata via. Sì, con l'ingresso di Braga adesso Gasparato non ha più l'incarico di battere i calci piazzati. Eccolo qui Gasparato. Lo vediamo ancora Il in dribbling, grandissimo spolvero. e poi il suggerimento, gioca quasi sempre in verticale, tra l'altro a dimostrazione anche di una mentalità assolutamente offensiva. Vallese di prima, il traversone tagliato, Mansur nel posto giusto questa volta. Poi viene messo giù Felici, anche lui si arrabbia. Una bella entrata in campo da parte di tutti i giocatori della panchina della Clivense. Queste sicuramente sono le cose che fanno piacere agli allenatori, tanta voglia di
meritarsi questo spazio, magari perché no, di ampliarlo in vista dei prossimi incontri. Ricordiamo che la Clemense giocherà domenica per la Coppa Verona nel pomeriggio a Fumane, poi ci sono tutte le gare della Coppa Verona, tra cui quella proprio con il Pozzo il 15 gennaio, questa volta a San Giovanni, e poi riprenderà il campionato a metà febbraio perché riposerà nella prima di ritorno. Braga, palla in mezzo da Savoldi che sbaglia, Gasparato cerca lo spazio, la mette in mezzo, poi l'uscita di Varnacula, insiste la Clivense, forse un contropiede qua, la palla è irraggiungibile, ci può arrivare solo Pavoni, e queste poche occasioni magari sono da sfruttare per il Pozzo. È difficile, però non vediamo altro modo in cui la squadra di Turozzi possa impensierire la Clivense, magari anche approfittando di qualche comprensibile calo di tensione. Rossi, da solo contro due, fatto fuori Vallese, poi arriva Elatimi, tutto valido. Vallese, De Zeppi lascia scorrere il pallone, non è una buona idea, palla sul destro, poi sul sinistro per Crema, non trova la verticale, rinvio di Elatimi, Gasparato, ottimo lo stop, Pestone, 2 volte si gioca. Vallese, il velo di Braga, 1-2 con Fasolo, ancora Braga, lascia rimbalzare il pallone, si accentra, palla sul destro, Braga, e poi la palla va dentro. Eccolo qui l'errore purtroppo per lui del portiere Samoncelli, che aveva disputato un buon secondo tempo. Sì, macchia la prestazione nella ripresa con questa papera che insomma fa dilagare la Clivense. Braga torna al gol dunque. E sale a 4, diventa il secondo miglior marcatore della Clivense insieme ad Anastasi. E la brutta notizia per il Pozzo è che manca ancora una ventina di minuti perché siamo al 27esimo, quindi considerando anche il recupero. Altra palla conquistata da Cavallaro. Un'altra brutta notizia è che ci sono tanti giocatori nella Clivense ancora affamati di gol. Uno è questo che ha il pallone adesso, che si invola da solo in mezzo a 3, sbaglia, recupera il pallone, ancora Cavallaro, trova un tocco di mano qua, sicuramente l'arbitro è vicino, non può non fischiare. Tocco di Oulai, unico giocatore finora ammonito della gara, e Braga è già pronto col destro, magari per trovare la terza doppietta di giornata dopo quelle di Inzerauto e Pasinato. C'è anche Gasparato stavolta, a proposito di chi avrebbe voglia di mettersi un +1 sulle marcature. Barriera con soli 3 uomini per il Pozzo. I passetti di Gasparato, il destro, palla ancora una volta vicina al palo, ma non basta. Porta maledetta per lui oggi. Quasi a consolarlo i suoi compagni di squadra. Scambio di vedute con Tenuti e Braga. Certo, queste sono le partite migliori per fare esperimenti, anche per trovare il giusto feeling con muscoli e gambe. Braga, Veronica, fallita, anzi fallo. Sembrava in un primo momento, attenzione al rosso qua perché era già ammonito. Sì. Espulsione. Il giocatore numero 11 Oulai era stato graziato pochi istanti prima per il tocco di mano. Qui ha esagerato con la protesta. Prior non diciamo ha eccelso per comprensività. Sì. Si vede di molto peggio come proteste sui campi. Non è una Certo. giustificazione, però insomma sull'8-0 un vaffa ci può tra virgolette stare, anche perché magari l'ha fatto col gesto senza, non abbiamo sentito il labiale, ma A volte è anche istintivo. Insomma, piove sul bagnato, anche per usare un'espressione che si cala benissimo nella cornice di oggi per il Pozzo. e rimane pure in 10 la squadra di Turozzi.
doppio giallo in pochi minuti per il marocchino della 97, Oulai, mentre Braga è pronto ancora una volta con il destro a riprovarci su punizione. Parte Braga, palla altissima quasi in stile rugby, e niente, oggi su punizione la Clivense non ce la fa. Questa volta diciamo che la mira è venuta molto meno. Altro spunto per Allegretti, allenamento sui calci piazzati. Certamente, visto che anche lui nella sua lunga carriera da calciatore qualche gol su punizione l'ha segnato. Anche perché i piedi buoni ci sono veramente in questa squadra. Sì. E la Timi, anticipato Fasolo, ancora il giocatore marocchino. Per la terza volta, questa volta spara via senza troppi complimenti. Dalle parti di Corazza, si può rimettere con le mani. 31esimo, Clivense 8, Pozzo 0. Potrebbe arrivare per il Pozzo la peggior sconfitta del campionato dopo l'8-0 subito in casa con la Virtus Verona United. Oneda, Braga chiama la salita di Cavallaro. Gasparato, eccolo Cavallaro, area di rigore, sbaglia il controllo. Guadagna comunque il possesso del pallone da rimettere con le mani da parte di Oneda. Giornata anche molto molto ventosa oggi, oltre che fredda. È calata la pioggia ma il vento non dà tregua. Braga, siamo sempre in quella zona del campo. Cavallaro cerca lo spazio per girarsi, in mezzo a due. Cavallaro va giù, altro rigore sicuramente. Eccolo qui, poco da dire. C'è da dire che i difensori del Pozzo anche questa volta potevano agire in modo diverso, erano in 4 su di lui. È vero che lui è un funambolo, ha cercato il numero, però ci sono cascati proprio. Sì, sicuramente avrebbero potuto temporeggiare in questo caso perché era accerchiato, quindi un'ingenuità da parte loro, ma adesso insomma ottima, vediamo il rigore, se prosegue. Vediamo non se vogliamo tirargliela, però facciamo finta di non averlo detto. Cavallaro con il destro, Cavallaro sbaglia anche lui. incredibile, incredibile. E allora non sappiamo la più cosa statistica cresce ancora, incredibile. veramente. E d'altronde neanche fosse sempre lo stesso tiratore, perché ne sono cambiati 3. Ricordiamo i 2 errori di De Martis, poi quello di Inzerauto proprio nella partita di oggi nella prima frazione, quello adesso fallito da Cavallaro. Quarto rigore fallito da parte della Clivense. Prima dicevamo di allenarsi sui calci di punizione, direi che forse conviene di più farlo dagli 11 metri. Sì, qui era evidente la volontà, no, di regalare a Cavallaro proprio la gioia Sì, del primo certamente. gol. C'è da dire che l'ha tirato veramente male. Sì, attenzione, forse un'altra può occasione, rifarsi. qui sembrava in fuorigioco, però si prosegue, riesce a recuperare il pallone, riparte dal fondo. Braga, primo dribbling, cerca il fondo anche lui, il sinistro in mezzo e poi il tocco di Dei Seppi. Non è finita, Cavallaro, un fischio. Per un fallo di mano, penso, dei Seppi. Sfuma l'azione, ma Dei Seppi qui poteva fare molto meglio. Sì, anche lui fallisce l'appuntamento con il primo gol in campionato. Sì, ha impattato male il pallone su un'altra iniziativa di Braga, molto ispirato anche oggi. In attacco il Pozzo con Onutu. Un po' fuori dalla nostra visuale, siamo vicino alla bandierina del calcio d'angolo. La palla è uscita. Crema, doppio passo, perde ancora una volta il contatto col pallone, non è la prima volta. Braga, in velocità senza problemi su Varnacula, ancora Braga, 20 metri palla al piede, sulla destra c'è Vallese, va invece sulla sinistra per Cavallaro, vediamo se riesce a tirare questa volta. Cavallaro, destro, Savoncelli dice ancora di no, se la sta mettendo tutta il numero 18. Ancora una decina di minuti o poco più per il suo obiettivo. Oneda e la Timi. Braga si gira senza problemi, poi deve resistere però al ritorno
di Adami. Missione compiuta e palla in avanti per Cavallaro, anticipato. Poi il sinistro al volo, molto bello da parte di Fasolo, unico difetto, troppo centrale. Rinvio rotante di Savoncelli. Oneda sfrutta un rimpallo, poi sbaglia ancora una volta. Crema. Oneda recupera, arriva Varnacula, trova in qualche modo Crema, che non riesce nell'intento di infliggere un tunnel a Dei Seppi. Contrasto vincente per il 14 della Clivense. Prova qualche timida reazione il Pozzo, che nel secondo tempo ha dovuto praticamente solo difendersi. Sì, diciamo che la Clivense non gioca con l'intensità del primo tempo, ma quando insomma il campo si allunga non c'è storia. Felici vince un paio di rimpalli. Torna da Oneda. Tenuti. C'è spazio anche per Relatimi, ignorato. Braga, verticale. Fasolo, errore. E poi sarà forse calcio d'angolo. Anzi no, perché sul rinvio c'è stato un tocco di un giocatore della Clivense e quindi Savoncelli può andare a rimettere il pallone con i piedi a 9 più recupero dal termine della partita. Nel frattempo il San Zeno sta vincendo 4-1 sul campo dell'Edera, risultato che ci consente di aggiornare la classifica, perché sono solamente 2 le partite risparmiate oggi dal maltempo. Questa che state seguendo è quella nella Busa dell'Edera. Attenzione all'incursione solitaria di Felici, non una attenzione di coccole, quella riservata dalla difesa del Pozzo, che infatti scaraventa a terra il brevilineo numero 19. Sì, bisogna dire anche che il Pozzo è giunto allo Stadio Olivieri con la coperta molto molto corta, perché i giocatori in panchina erano e sono veramente pochi, quindi sì, un'ulteriore... quando piove sempre sul bagnato, no? In tutti Esatto. i sensi, poi in una giornata così sì, umida. quando la fortuna non assiste proprio in qualsiasi frangente. Non è sazia la Clivense, che prova ancora, e la Timi con la testa prende il tempo alla difesa avversaria. Sfera fuori in altra occasione, la seconda volta che la Timi cerca fortuna in area avversaria. Nella prima era stato fermato in fuorigioco, quando però non era riuscito a controllare. Stavolta ha impattato sul pallone, però mandando sopra la barra trasversale. Fasolo recupera un pallone, vince un contrasto, ancora Fasolo. 1-2, attenzione, Braga! Savoncelli, e questo sì che è una parata di quelle che ti alzano il voto in pagella. L'arbitro stava segnalando il fuorigioco, poi ci ha ripensato. Bella questa azione tutta sul breve da parte degli avanti della Clivense. E bella davvero la parata di piede di Savoncelli. Sì, è un'ottima occasione anche per affinare il feeling soprattutto tra giocatori offensivi, che in questo caso hanno giocato veramente pochissimi minuti assieme. C'è un cambio nel Pozzo, esce il numero 7 Onutu, Cosmin Onutu, romeno, classe 2001. Al suo posto, se non l'ho visto male, il 17, che è proprio il giocatore di cui parlavamo in presentazione di partita, ovvero il direttore sportivo del Pozzo, Pietro Zanaga, che di solito fa il secondo portiere, adesso si cimenta anche, come vedete spesso accade, soprattutto a questi livelli, nella fase offensiva. Ha subito l'opportunità di ricevere il pallone, ma deve vedersela con Tenuti e con Pavoni, soprattutto nella sua area di rigore. Numero 17 Pietro Zanaga, classe 92. Triplo ruolo per lui, possiamo Triplo dire. ruolo, Oltre a quello dietro la scrivania, anche 2 in campo.
Lancio per Cavallaro, che stavolta è in fuorigioco. Non si può naturalmente vedere da qui, ma ve lo diciamo noi perché ci abbiamo parlato in prepartita. Zanaga ha anche un curioso orecchino molto particolare al lobo sinistro, una croce d'argento che pende da un anellino che è possibile, chissà se se lo sarà tolto per no, è possibile ammirarlo anche dalla nostra postazione perché è abbastanza appariscente. Di testa Tenuti. Colato non riesce a mantenere il possesso del pallone. Ha sparato. Fronteggiato da Vannacula, c'è in mezzo al campo Felici che reclama il pallone. Eccolo servito. La solita sovrapposizione di Vallese. Pallone perfetto col contagiri per il terzino che sale in area. Poi il destro a giro tentato di prima intenzione da Fasolo. Palla fuori. Forse un eccesso di fretta qui per il 7 che si è fatto ingolosire. Aveva un paio di metri di spazio. Ma ovviamente la partita ha ancora poco da dire. Mancano 4 minuti e mezzo più recupero. Siamo sull'8-0. Crema. In fuorigioco Zanaga deve rientrare. Vediamo se riuscirà a toccare almeno il pallone. Crediamo sia l'obiettivo minimo per il generoso, simpatico DS del Pozzo. Qui c'è in fuorigioco Fasolo. E anche stavolta Cavallaro si dispera perché pregustava un passaggio ed un gol a porta vuota. Ma erano entrambi al di là della linea bianco-rosso-blu. La classifica aggiornata con queste due partite naturalmente vede la Clivense salire a 31 punti, staccare San Pancrazio e il Vestena che rimangono a 24 con una gara in meno, la Virtus stessa a 23, poi il San Zeno scavalca momentaneamente il Soave, si porta a 19 punti al quinto posto solitario, Soave a 17, Atletico Squarà 16, Corbiolo 14, Crezi 12, Edera 11, oggi sconfitta in casa dal San Zeno, poi Zaigolosine 10, Arena 9 e il Pozzo che rimane senza punti. Cavallaro, ennesimo tentativo, area di rigore, vediamo se cerca il suggerimento, sì, trova Felici al limite dell'area, manovra accerchiante della Clivense che cerca spazio, traversone direttamente sopra l'incrocio da parte di Vallese che si scusa. Rinvio di Mansur, cerchio di centrocampo, c'è Dei Seppi sulla traiettoria, pallone regalato al giocatore che ha il suo stesso numero di maglia, ovvero Colato. C'è un fallo qui, non fischiato in un primo momento, poi addirittura invertito forse. Braccio a braccio fra Adami e Oneda, direttore di gara dà ragione al giocatore ospite, ed eccolo il primo pallone toccato da Zanaga. Anzi no, si era incaricato in un primo momento della battuta, è stato malamente allontanato da Crema che invece vuole battere lui. Preferisce mettere scompiglio una certa tra la personalità difesa. Da parte anche Sì. di questo 2000 Sì, sì. ha creato un po' di confusione, però è dappertutto. Eccolo, Zanaga non ci arriva, Zanaga difende il pallone e poi tenta un tiro. Un improbabile insomma, tiro, sì. senza particolari velleità, però missione compiuta, il pallone l'ha toccato. Esatto. Sì, insomma, per gli ospiti è anche giusto che si tolgano qualche sfizio. Braga, bello adesso Cavallaro, può andare, Cavallaro, 1 contro 1, Cavallaro, sbaglia ancora, incredibile. Qui l'emozione gioca brutti scherzi, perché questa volta solo demeriti purtroppo per il generoso 18 della Clivense. Sì, qui avrebbe potuto angolare il tiro, ma come hai detto giustamente tu, l'emozione a volte gioca brutti scherzi. Ce l'hanno messa tutta per fargli fare gol oggi al 18 in maglia amaranto e c'è ancora poco tempo per lui, 1 minuto più recupero, vediamo se Prior, arbitro veronese, avrà intenzione di assegnarne o se prevarrà il buonsenso. Palla messa in mezzo, Gasparato, lo stop, carica il destro, Murato. Siamo ancora lì. Vallese, solito spunto e traversone in mezzo per Savoncelli che sta per combinare l'ennesima frittata di giornata. Per sua fortuna il pallone termina fuori dallo specchio della porta.
Abbiamo visto almeno 3-4 interventi di questo tipo da parte di Savoncelli, ultimo dei quali ha portato al gol di Braga, che sta sancendo l'8-0 per il momento. È già ripreso il gioco. Vallese, tanto spazio per lui. Fasolo anticipato, poi Felici. Bello il tiro sopra la traversa di controbalzo. Nulla di fatto. Eccolo il 45esimo. Adesso occhi sulle mani del direttore di gara, che forse ha segnalato con le dita qualcosa al responsabile della Clivense con la lavagna luminosa. Infatti ci sembra proprio così, vediamo. Può essere un'ottima idea, perché si vede sicuramente meglio quello rispetto alle dita. Gasparato, palla sul sinistro, tocco per Oneda, un tiraccio, 2 minuti di recupero, eccoli là, si vedono bene, quindi un altro centinaio di secondi o poco più per questa gara, che nel secondo tempo ha visto i gol di Vallese e Braga, ma anche il rigore fallito da Cavallaro. Crema, altro pallone perso, Felici, palla al piede, Cavallaro, Braga, carica al destro, Braga, ci provano tutti ormai più volte. Braga ha già segnato il gol dell'8-0 con un rimpallo fortunoso. Sì, da segnalare anche la presenza in campo di Gasparato per l'intero match, cosa che sicuramente farà piacere ad Allegretti, ma soprattutto al diretto interessato, che dobbiamo dire anche a noi, perché ce lo siamo gustato soprattutto nel primo tempo con quelle giocate sempre belle da vedere, semplicemente, no? Sì, sono talmente belle che sembrano semplici. Esatto, non ha trovato la via del gol, ma sicuramente ha deliziato il pubblico presente all'Olivieri e il pubblico a casa con... Poi è evidente che è un giocatore che si gestisce, no? Sul piano atletico, esatto. Lo vedete anche adesso camminare lentamente o corricchiare diversamente rispetto ai suoi primi anni di carriera, dove aveva un grandissimo strappo e a lungo. Eccolo qui. Ecco il fischio finale allo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare. Clivense batte Pozzo 8-0, doppiette di Inzerauto e Pasinato, hanno segnato anche Fasolo, Beneduce, Vallese e Braga, rigori falliti per la Clivense da parte dello stesso Inzerauto e di Cavallaro. La Clivense sale a 31 punti, si chiude qui il girone di andata e il 2021 del girone B di terza categoria, con la capolista e campione d'inverno che si sbarazza senza troppi problemi del Pozzo. La prossima giornata sarà con la Coppa Verona, domenica a Fumane per la Clivense. Il Pozzo giocherà sabato in casa contro gli Young Boys di Parona. Grazie a Emiliano Martinelli di calciotime.it per essere stato con noi. Grazie a te Luca per l'opportunità. E un saluto e una buona serata amici di Avelia, di Radio Adige e della Clivense. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.